Napoli-Salernitana, richiesta ufficiale. Partita va spostata a domenica. Richiesta ufficiale per posticipare la gara Napoli-Salernitana lo stesso giorno di Inter-Lazio, domenica 30 aprile. Il Napoli potrebbe vincere lo scudetto già nella prossima giornata di campionato. Sabato c'è la gara contro la Salernitana e domenica Inter-Lazio. Qualora gli azzurri vincessero e gli uomini di Sarri non dovessero vincere, allora il Napoli sarà campione d'Italia. Ma si pone un problema di ordine pubblico e di festeggiamenti. A tal proposito il consigliere comunale Nino Simeone ha inoltrato una richiesta ufficiale per posticipare Napoli-Salernitana a domenica nello stesso giorno di Inter-Lazio. In considerazione della oramai probabile ed imminente vittoria dello scudetto da parte della squadra partenopea e al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza e di prevenire eventuali episodi incresciosi dovuti al caos che si potrebbe generare durante la 2 giorni prevista per gli incontri di calcio della 32esima giornata di Serie A, si chiede di valutare l'opportunità di discutere al tavolo sulla sicurezza, con la partecipazione anche della FIGC, per considerare il posticipo della gara di campionato Napoli vs Salernitana, in programma sabato 29 aprile 2023 alle ore 15 presso lo stadio Diego Armando Maradona, alla giornata di domenica 30 aprile 2023 alle ore 12:30, in concomitanza con l'incontro di calcio Inter-Lazio. A tal fine, si chiede ai responsabili in indirizzo di prevedere il prolungamento dell'orario di servizio della linea 1 della metropolitana, così da consentire alle centinaia di migliaia di tifosi attesi di spostarsi agevolmente con i mezzi pubblici in città, evitando, in tal modo, il congestionamento del traffico stradale. In attesa di riscontro e sempre nell'ottica di collaborazione, si porgono distinti saluti, si legge nella lettera da parte di Nino Simeone. Tifoso napoletano, lascia la tua opinione nei commenti e iscriviti al canale Notizie Napoli Calcio.